Diciamo il nucleo che ha dato il via alle cure palliative nel Veneto. Abbiamo cercato di sviluppare questo tipo di percorso secondo il criterio proprio delle prese in carico in equip. Professionisti medici di medicina generale terzo settore, una pattuglia di donne e uomini sul campo per offrire servizio e assistenza ai pazienti con patologie di varia origine, in prevalenza oncologiche che evolvono verso una fase di terminalità, un supporto fondamentale alle cure palliative nella galassia dei servizi dell'ULSS Dolomiti, un'attività domiciliare in crescita. Nel primo semestre del 2026 sono stati seguiti 426 pazienti, 21 quelli curati nei centri di servizio, 130 nei 2 hospice di Belluno e Feltre. Oggi la nascita della rete locale di coordinamento è il là per consolidare percorsi già avviati con una prospettiva. Portare le cure palliative il più vicino possibile alla casa delle persone, no? Abbiamo fatto della prossimità quello che è l'obiettivo della nostra azione, una prossimità sanitaria che naturalmente possiamo erogare nel miglior modo possibile e per quanto possibile. Nel quartier generale dell'azienda sanitaria bellunese il commissario Del Ben con la direttrice sanitaria De Marco e il responsabile delle cure palliative Fornasier hanno esposto i dati dell'attività con l'impegno di diffondere la cultura della palliazione sia fra i pazienti che fra i medici stessi. Far crescere un po' di più anche nei colleghi medici, che siano medici ospedalieri piuttosto che medici del territorio, il concetto di cure palliative, il bisogno di cure palliative, l'importanza che ha questa modalità di approccio è importante, perché anche in quest'ambito c'è ancora molto da lavorare. Il futuro vede già sul campo gli sforzi profusi per creare entro fine anno un hospice in Cadore, mentre si lavora per Lagordino per avvicinare le cure palliative alla popolazione di quelle aree.